Udine, tranquilla cittadina di provincia. Fu sempre così? Non è mai successo nulla di importante a Udine? Nel Cinquecento a Udine ci fu la prima e la più importante delle rivolte popolari d'Europa e in quel contesto nacque una delle storie d'amore più famose del mondo. Vedete in questa mappa la città di Udine nel Cinquecento e quel puntino rosso al centro è il luogotenente veneziano Domenico Bollani. Prima di addentrarci nei temi della dominazione veneziana in Friuli, che fu l'esito di una operazione tipo militare, bisogna conoscere quello che trovarono i veneziani, e cioè la patria dal Friul con le sue radici sociali, economiche, politiche e spirituali. Certamente anche spirituali, perché il patriarcato di Aquileia aveva una lunghissima eredità da quando Aquileia era la seconda città dell'impero romano. Qui vedete Ermacora, primo vescovo di Aquileia, e Fortunato, il suo diacono, entrambi patroni della città di Udine. Essi giunsero ad Aquileia tra i primi gruppi di ebrei partiti da Alessandria d'Egitto, entrambe le città al massimo del loro splendore. Anche San Marco arrivò da Alessandria, sbarcò ad Aquileia con una copia del suo Vangelo. Egli apparteneva alla corrente di Pietro che, al contrario di quella di San Paolo, voleva mantenere l'eredità ebraica. Non per nulla Santa Sabide è una santa conosciuta solamente in Friuli, traccia del culto ebraico del sabato. In ebraico il sabato è di genere femminile, come la santa. E nel cristianesimo Cristo di sabato discese agli inferi per la salvezza universale. Vicino a San Marco è la concezione dell'apocatastasis, cioè la salvezza di tutti gli esseri, nessuno escluso, perché la piena salvezza si può raggiungere solamente quando tutti saranno salvati, nessuno escluso. Questo è un concetto sublime che si avvicina alle concezioni della filosofia indiana e tibetana. San Marco era vicino all'ordine iniziatico dei terapeuti, che secondo autori affidabili sarebbe stato fondato da lui stesso. San Marco veniva anche chiamato il medico che curava tutte le malattie, non solo quelle del corpo, ma anche dell'anima. Sembra che ai terapeuti risalissero in Friuli i canti a due cori, il coro maschile e il coro femminile, che poi si univano in un'unica voce. Ad essi, ai terapeuti, risalivano anche le antiche danze friulane, come le Marculis, che erano delle danze sfrenate, estatiche. Il patriarcato di Aquileia si componeva di una giurisdizione, cioè legata al compito appunto la cura delle anime, che andava da Como, da Trento, da Mantova fino a Lubiana, all'Istria, al Trentino, mentre invece la parte propriamente del potere temporale era quella che vedete in giallo. Nacque la patria dal Friuli il 3 aprile del 1077 per opera dell'imperatore Enrico IV. Era il tempo delle investiture, l'imperatore si trovò da solo, abbandonato da tutti i vescovi, tranne Sigeardo di Beilstein, che
gli diede supporto e quindi, come gratitudine, ottenne il Ducato del Friuli. Il Patriarcato di Aquileia era un luogo di fusione di culture germanica, latina, e c'era un mecenatismo che accolse nomi come Dante Alighieri, il poeta Walter von der Vogelweide e l'autore di opere didattiche Tommasino da Cerclaria. Era un luogo che accoglieva anche molti stranieri, come gli italiani, i francesi e gli ebrei. Dunque il clero della Patria era ubiquitario, sovrabbondante, preti, suore, frati, chirichetti. La pletora di preti era mantenuta dai contadini a suon di decime, prebende e duro lavoro, perché in Friuli era una realtà tipo rurale e quindi le uniche risorse erano nell'agricoltura con una minima parte di commercio nella città. Qui vediamo il patriarca durante una cerimonia di investitura dei cavalieri che potevano essere investiti da lui stesso in persona oppure dall'imperatore. Il 6 giugno del 1420 Tristano Savorgnan entrò a Udine portando il vessillo di San Marco. Perché Venezia volle conquistare militarmente il Friuli? Perché c'era l'avanzata degli ottomani e quindi Venezia pensava a coprirsi le spalle. Dall'altro canto, il patriarcato di Ludovico di Tech era in una condizione di bancarotta dello Stato, l'indebitamento era altissimo, il patriarca all'epoca era senza terra, cioè non aveva più delle proprietà personali, l'autorità del patriarca era sempre più limitata e in pratica, di fatto, il Friuli era governato dal Parlamento. I veneziani trovarono il Parlamento della Patria del Friuli, che era più antico di quello inglese, però lo lasciarono formalmente inalterato. Erano vincitori, avrebbero potuto chiuderlo e invece lo lasciarono attivo, pur sapendo che all'interno del Parlamento c'era l'egemonia della fazione antiveneziana, dei Della Torre. I veneziani trovarono nei castelli dei nobili che avevano simpatie per l'Austria o perché erano imparentati o avevano ricevuto prerogative, investiture dagli Asburgo. Avrebbero potuto dirgli dall'oggi al domani ve ne andate, metteremo i nostri veneziani, e invece li lasciarono nei castelli e confermarono privilegi e prerogative. Perché lo fecero? Perché il dominio veneziano per sua natura era uno stato di tipo federale, una concezione moderna che verrà poi imitata, come anche la Costituzione veneziana, dagli Stati Uniti d'America. Qui vediamo quello che c'era al centro della mappa, cioè l'arco Bollani, che è opera del Palladio. Sul luogotenente veneziano c'è chi dice, per esempio Walter Tomada nel suo libro Storia del Friuli, che il potere effettivo era nelle mani di una sola persona, cioè del luogotenente veneziano in Friuli. Ma questo è falso, perché il luogotenente veneziano a Udine non aveva
un reale potere militare. La sua autorità era limitata perché c'era il tesoriere, il maresciallo e poi c'erano tutti i rettori dei centri minori. Poi c'erano i nobili veneziani che, a seconda delle situazioni, potevano anche dare ordini al rettore. Gli udinesi si erano sottomessi a Venezia attraverso il rispetto degli statuti locali preesistenti e fermi restando tutti i privilegi accordati nei patti di dedizione, e questi venivano rispettati dal rettore, dal luogotenente. E in più il rettore in Friuli si trovava tra l'incudine e il martello, da un lato i Savorgnan, famiglia friulana che aveva però un palazzo sul Canal Grande, e dall'altro lo schieramento dei nobili friulani, i signori dei castelli filo-asburgici. Ecco Antonio Savorgnan che indica nello sfondo il castello di Udine. I Savorgnan, per loro scelta, fecero una politica di sostegno delle rivendicazioni del ceto rurale, oppresso e disprezzato dai signori dei castelli, nonostante che i contadini fossero la loro unica risorsa. In pratica, e non a parole, i Savorgnan fornirono l'aiuto dei loro avvocati nelle dispute tra contadini e signori dei castelli. Svilupparono l'istruzione dei giovani contadini, favorivano anche gli artigianati, i lanaioli, e durante le carestie acquistavano i cereali a metà prezzo da Venezia per poi distribuirli gratuitamente. Luigi da Porto, ricordate il nome di questo scrittore, disse: «Verun signore d'Italia così ai propri sudditi obbedienti come Antonio Savorgnan i friulani popolari e contadini». Certo che la fazione opposta invece lo vedeva come un Giuda Iscariota venduto ai veneziani e assetato di potere personale, uno che voleva creare una propria signoria in Friuli, cosa che in realtà non sarebbe mai stata accettata in nessun modo da Venezia. Il fatto è che in Friuli si crearono due fazioni, quella degli strumieri, Strumiers, capeggiata dagli La Torre, e gli Zamberlani, Chiambarlans, capeggiata dai Savorgnan. I Savorgnan, a parte il loro effettivo potere che avevano in regione, ciascuna famiglia aveva il suo potere, chi più chi meno, ma i Savorgnan avevano anche un valore, diciamo, culturale e anche un'importanza, per esempio, come Mario Savorgnan del Monte, che fece le mura di una città francese, e Giulio Savorgnan fece le mura di Palmanova a difesa dai turchi e dagli austriaci, e fece anche le mura di Nicosia a Cipro. Altro personaggio illustre è Pietro Savorgnan. Qui siamo nella seconda metà dell'Ottocento, ma è giusto ricordarlo. Era uno che andava nella foresta equatoriale a piedi scalzi alla ricerca delle sorgenti del fiume Congo, che lui non riuscì a trovare. Le trovò Stanley, ma Stanley si faceva strada col Winchester uccidendo chiunque gli sbarrava la strada, mentre invece Pietro Savorgnan era un idealista, comprava gli schiavi per liberarli, faceva patti con le tribù locali, e non è un caso se l'unica città che ha un nome di un europeo in Africa è Brazzaville, che ha preso il nome da Pietro Savorgnan di Brazzà. Venezia, nell'acme del suo splendore, nel pieno del Rinascimento, aveva in realtà una politica abbastanza aggressiva verso i confinanti.
non solo verso gli austriaci, ma anche verso il Papa, e quindi il Papa ideò una lega che comprendeva mezza Europa, forse anche più di mezza Europa, con il Vaticano, la Francia, che all'epoca era comunque l'esercito più potente d'Europa, con gli Asburgo, con Alfonso d'Este, il Regno di Napoli, gli staterelli italiani. Costoro non avevano ben presente che Venezia era in realtà un baluardo insostituibile contro i turchi, tant'è che debolendo Venezia, nei decenni successivi i turchi arrivarono fino ad attaccare Vienna. Qui potete vedere l'espansione di quello che fu l'alleanza anti-veneziana. Eppure i veneziani riuscirono ad uscirne indenni, anzi, dopo un po' di anni, addirittura capovolgendo le alleanze con giochi di equilibrismo diplomatico, riuscirono a vincere. Le parole di Luigi da Porto. Ho sempre sentito dire che la pace fa la ricchezza fa la superbia fa l'invidia fa la guerra e la guerra fa la povertà fa l'umanità fa la pace e la pace, come detto, fa la ricchezza e così girano le cose del mondo. Questa che vedete è un'immagine dell'epoca molto realistica perché è stata disegnata, questo disegno, da uno che era lì, un mercenario svizzero. In sintesi estrema, nel 1508 gli Asburgo invadono il Cadore. I veneziani, a cavallo con le corazze nella neve, marciando nella neve, fradici, stremati, con una tempesta di neve, riuscirono tuttavia a vincere, dando prestazioni veramente ai limiti della possibilità umana. Ci fu la famosa disfatta di Agnadello, la sconfitta dei veneziani causata da un atto di insubordinazione del comandante in seconda, Dalviano, che, contravvenendo a quella che era l'idea del comandante in prima, e cioè l'arte della guerra italiana, cioè attendere il momento opportuno di attaccare quando le probabilità di vincere sono alte. Invece, al primo contatto col nemico, Dalviano si lancia verso il centro dove c'era il re di Francia. Chiaramente i francesi, le roi avec garde, il re vi guarda, e ci fu la reazione della cavalleria. Si trovarono in situazione di inferiorità numerica i veneziani, chiesero l'aiuto del comandante in prima, che rifiutò. La cosa eclatante di questa battaglia è la partecipazione per la prima volta delle milizie popolari, padovane e friulane, che si comportarono eroicamente. Cioè, immaginate questi qua che non hanno mai preso parte a un combattimento, con gli spiedi, quelli che servono per cucinare il maiale, con le forche, le zappe, in numero, attaccare dove c'era l'artiglieria, contrastare quelli che erano a guardia dei pezzi di artiglieria, poi addirittura riuscirono a cacciare indietro i mercenari svizzeri. Si sa, il popolo era marchesco, è sempre stato marchesco per San Marco fino all'ultimo giorno di vita della Serenissima. Invece, similmente a Udine, anche a Padova c'erano i nobili filo imperiali, perché vedevano Venezia come qualcuno che aveva portato via il loro potere
del passato. E come mai Venezia riuscì a resistere? Perché aveva uomini di grande valore, come Andrea Gritti, che poi diventerà doge. Gritti riuscì a riconquistare Padova, era spronato delle parole di un doge che diceva: veneziani, non è stata mala sorte, voi dovete fare appello alla virtù. La virtù vuol dire tendere al bene senza pensare alla ricompensa. Pensate alla virtù dei vostri antenati. Ed eccolo qui Andrea Gritti, divenuto poi doge, una figura imponente che veramente ispira dei sentimenti di grande rispetto. E siamo giunti al carnevale terribile, crudele del Giovedì Grasso del 1511. C'erano ancora gli strascichi della guerra della Lega di Cambrai. C'erano gli austriaci che stavano facendo un giro di ispezione, si stavano avvicinando a Udine. Antonio Savagnin raduna le milizie popolari che si addensano in stato di grande tensione e eccitazione vicino a Porta Aquileia. Succede l'imprevedibile, una scintilla, semplicemente, banalmente, c'erano dei servi di due famiglie che facevano una rissa, le solite risse probabilmente fra Zamberlani e Strumiri. Però successe che l'esercito delle milizie si trasferì da Porta Aquileia dove c'era la rissa e lì scoppiò l'inverosimile perché nessuno riuscì più a fermarli. I popolani cominciarono a bombardare i palazzi dei nobili con le armi prese al castello. I nobili, quelli che poterono fuggirono per i vicoli, venivano inseguiti, nessuno li difendeva, nemmeno quelli che avevano ricevuto dei favori da loro, e venivano fatti a pezzi. Potete immaginare per le strade arti smembrati, cervella, cappelli, l'odore nauseabondo dei cadaveri, e nel contempo il carnevale andava avanti con i festeggiamenti. Nelle cantine dei palazzi dei nobili erano state saccheggiate tutte le vivande, il vino, quindi immaginate che ubriacature, che gozzoviglie. I nobili erano stati denudati e i popolani si erano vestiti con il vestito del nobile e indossandone le vesti scimmiottavano vezzi e difetti di quel nobile a cui avevano sottratto il vestito. Lo stesso le contadine si vestivano con i vestiti eleganti, preziosi delle nobili donne, anche loro uccise, spogliate, e si vantavano, scimmiottavano, con risa sguaiate. Ebbene, il carnevale udinese del 1511 tragicamente vide quel ribaldamento di ruoli sociali che è l'essenza stessa del carnevale, e cioè il povero che si può solo in quel giorno vestire da re, pensare di essere potente, no? La celebrazione del mondo alla riversa. Purtroppo seguì un altro tremendo strascico di duelli, di sfide, di vendette, una faida che durò quasi 60 anni, tra i Savorgnan da una parte e i filo imperiali dall'altra. Venezia cercò di stare sempre equidistante, di
applicare le leggi del suo Stato repubblicano, non tollerava fatti di sangue dettati dall'antico codice cavalleresco feudale, quello che prevede in caso di discordia, in caso di problemi d'onore, il duello da uomo a uomo di pari condizione, perché ovviamente nessun nobile sarebbe mai messo a duello con un popolano. C'erano aspetti anche plateali, come quel duello di Savorgnan che nel mezzo del Canal Grande attaccò i suoi avversari friulani nelle loro barche e li uccise. I veneziani non tennero conto del fatto che i Savorgnan erano amici dei veneziani. Rasero al suolo il palazzo Savorgnan a Udine. I duelli furono messi al bando, vietati dal Concilio di Trento, ma a Udine continuarono imperterriti. Le famiglie comunque cominciarono ad essere stanche. Questi strascichi di queste vendette, e volevano porre fine, fare una pace. Si decise perciò di fare un ultimo duello che doveva sancire poi la pace perpetua. Era vietato farli, quindi andarono fino in Liguria a cercare un posto isolato. E lì Marzio Colloredo e Federico Savorgnan della Bandiera, al primo sangue, alla fine si abbracciarono. Però sapete com'è, questi duelli facevano notizia, nei salotti se ne parlava, si discuteva, si accendevano gli animi e alla fine ci fu un altro ennesimo duello. Sempre in luogo solitario, il 14 aprile del 1568, Troiano d'Arcano e Federico Savorgnan morirono entrambi per le ferite. A Verona i turisti fanno la fila davanti al balcone di Giulietta, convinti che sia una storia vissuta a Verona, e invece non è vero. Non è vero né il balcone, né è vero che Romeo e Giulietta fossero vissuti a Verona, perché nella realtà storica vissero a Udine. I Montecchi, la famiglia di Romeo nell'opera teatrale di Shakespeare, nella realtà storica furono banditi da Verona e ottennero la cittadinanza a Udine, dove furono ostili ai Savorgnan. Nell'opera di Shakespeare c'erano queste due famiglie avversarie, i Montecchi da una parte, dall'altra i Capuleti. Ma in realtà nella vita della città di Udine c'erano due famiglie avversarie, rami dei Savorgnan, da una parte i Savorgnan del Torre, a cui apparteneva Luigi da Porto, e Savorgnan del Monte, a cui apparteneva Lucina. Lucina è la Giulietta trasfigurata nella novella autobiografica di Luigi da Porto. Avete capito? Luigi da Porto ha scritto una novella in cui racconta la sua storia d'amore con Lucina, tant'è che questa novella viene dedicata alla bellissima e leggiadra Madonna Lucina Savorgnana. Questa è la prova di questa storia d'amore, perché il racconto è estremamente autobiografico. Chiunque abbia un minimo di sensibilità può capire la profondità di questa storia, e quindi logicamente uno scrittore che scrive un'opera
d'amore estremamente coinvolgente, non ha senso, non ha nessun senso che la dedichi a un'altra donna, la dedica a quella persona di cui è innamorato. Tant'è che la sera prima della Zobbia Grassa, cioè giovedì grasso del 1511, ci fu una serata danzante con Lucina in casa Savorgnan, dove ella suonò e cantò. Come al solito ci sono i maligni che dicono ma non c'è nessuna prova, ma chi l'ha detto che abbiano avuto un rapporto, ma non so, questi qua forse volevano i paparazzi che facessero le foto per dimostrare, per avere le prove, ma a me sembra che la dedica sia già sufficiente per avere una prova di certezza. Ripeto, è una storia autobiografica. Pochi mesi dopo Luigi da Porto fu ferito in uno scontro di cavalleggeri, rimase paralizzato, menomato, si ritrovò a Montosso Vicentino, vicino a Montecchio. Quindi è una storia assolutamente autobiografica. Chi ha scoperto questo? Un professore di Liverpool ha scoperto l'origine friulana di Romeo e Giulietta. Avvenne che con una sorta di copia e incolla Matteo Bandello la ripropose, poi fu tradotta in francese da Pierre Boaistuau, poi in inglese da Brock, finché arrivò a Shakespeare che con il suo genio la trasformò in un'opera teatrale immortale. Tuttavia Luigi da Porto rimase uno sconosciuto, ammirato e consolato solamente da Pietro Bembo, il padre della lingua italiana, che gli fu vicino sempre. Questo è il castello di Artegna, vedete è un castello dei Savorgnan e c'è il balcone. Quel balcone mi ha colpito e allora ho chiesto all'architetto Pirzio Biroli, che è un discendente dei Savorgnan, se all'epoca del Cinquecento c'era già quel balcone. Non mi ha saputo rispondere. Di certo questa è una foto che è prima del terremoto del Friuli. Possiamo concludere con un'altra storia, anche questa terribile, però sono storie che colpiscono perché a confronto il Don Rodrigo dei Promessi Sposi era un boy scout, in confronto a Lucio della Torre. Vedete il suo castello a Villalta, in Friuli, e costui era una specie di spavaldo, quei signorotti prepotenti, come ce n'erano tanti nel Medioevo. Costui ebbe un'infanzia che lo lasciò segnato da cose terribili. Quando aveva 4 anni, suo padre fu ucciso dallo zio davanti ai suoi occhi, perché lo zio voleva prendere il castello di Villalta. La madre di Lucio lo mandò a Venezia in collegio, però lui pensava solo a divertirsi. Tornato al castello, con le sue bravate, organizzava contrabbando, estorgeva i beni ai bottegai, minacciava i sudditi con quel suo piccolo esercito personale di 400 sgherri, tutti con la stessa divisa. Insomma, ne combinò di tutti i colori. Era un uomo affascinante, bello, che sapeva andare bene a cavallo, era abile nella scherma e era un grande conquistatore di donne e soprattutto le spogliava subito dei gioielli. Fece una gran bravata quando già lui era al bando, messo al bando da Venezia, se ne fregò, andò a Padova quando c'era il patrono, siamo nel Settecento qui, con le carrozze cominciò a tagliare la strada a tutti quanti, a fare confusione, insomma, voleva fare la grande furbata, se no arrivarono
le guardie cominciarono a sparare, fu ferito, i suoi bravi furono impiccati e lui scappò vestito da benedettino e dove andò a rifugiarsi a Fara di Sonzo nel castello di Rizzardo Strassoldo e per gratitudine verso Rizzardo ne sedusse la moglie e non contento mise incinta anche la figlia. Il fratello, ovviamente, della figlia pretendeva una riparazione, era molto irritato, voleva nozze riparatorie. È una specie di giallo. Succede che la moglie di Lucio della Torre, i della Torre sono di origine milanese, dalla Valsassina, e sono stati allontanati da Milano dagli Sforza. Ebbene, la moglie di Lucio viene trovata morta con il cranio fracassato dal calcio di una pistola. Ora, siccome il capitolo del mio libro I Veneti in Friuli, dall'antichità alla Serenissima, tratta nei particolari di questa vicenda terribile, è una specie di giallo. Se io dico il nome dell'assassino, il lettore si perde la suspense. Posso solo dire che non fu direttamente uccisa la moglie da Lucio, questo posso dire. Posso anche dare un indizio, nel senso che le due statue di Ercole e Caco che troviamo in piazza Libertà a Udine provengono dall'antico palazzo di Lucio della Torre e nel 1717 il palazzo fu raso al suolo e le statue portate in centro a Udine.